Fine di un matrimonio durato 40 anni, Federfarma Treviso esce divorzio da Federfarma Nazionale ed anzi crea un suo sindacato, Farmacie Unite, che raccoglie 204 iscritti e che vuole essere il modello veneto per la farmacia del futuro. La scissione giovedì scorso durante un'accesa assemblea che ha visto il 71% degli aventi diritto al voto optare per l'abbandono dell'unico fino ad oggi sindacato dei farmacisti. Un divorzio maturato in 3 anni e causato da una gestione monarchica ed accentatrice, spiegano da Farmacie Unite. Un nuovo sindacato che sta già riscuotendo curiosità e attenzione anche da fuori regione, che potrebbe mettere in difficoltà Federfarma. Dalle telefonate, dall'interesse che è venuto da tutta Italia, penso che la breccia debba far preoccupare Federfarma, perché è la prima volta che succede una cosa del genere in 40 anni di sindacato e quindi probabilmente noi abbiamo aperto una crepa piuttosto importante. Un lavoro di 3 anni, mai in segreto ed anzi più volte annunciato, ma sottovalutato da Federfarma. Il nuovo sindacato guarda gli associati direttamente. Dare ai nostri associati tutto quello che davamo prima e spero anche qualcosa in più. Infatti il collegamento che abbiamo fatto con Un'Industria penso sia proprio su quest'ottica, soprattutto non solo attività sindacali di tutela sindacale, ma attività di servizi. Da qui la partnership con Un'Industria Treviso per tutti quei servizi burocratici e tecnici che stanno oberando le farmacie. La quantità e la qualità dei servizi che noi ormai tradizionalmente e storicamente abbiamo sviluppato a favore delle imprese associate, che possono incontrare la domanda che oggi anche una farmacia, voglio dire, alla quale anche una farmacia deve rispondere, perché di fatto è una piccola azienda. Per i cittadini di fatto non cambia nulla se non una maggiore tranquillità del farmacista nello svolgere il suo lavoro. Tutto da vedere il rapporto in futuro con Federfarma. Noi siamo aperti, non vogliamo assolutamente dare fastidio a nessuno. Se ci sarà possibilità di collaborare, collaboreremo anche con Federfarma e non abbiamo nessuna intenzione di conquistare Roma. Vogliamo soprattutto dare il nostro contributo alla Regione.